Sono passati quasi 2 anni dal terremoto di Amatrice, ma in molte frazioni del comune la rimozione delle macerie parte soltanto in questi giorni. L'inviata Sandra Cecchi. E qui siamo proprio nel centro di quello che era Retrosi, la fontana, la chiesa, tutto ancora completamente distrutto. Quello che vede è quello che è rimasto da mesi. È tutto cristallizzato dall'agosto 2016 a Retrosi, come nell'80% delle frazioni di Amatrice distrutte dal terremoto. E soltanto adesso si stanno muovendo i primi passi verso la ricostruzione. La Regione Lazio ci dice che la ditta che ha vinto l'appalto per lo sgombero delle macerie entro ottobre dovrebbe togliere tutto. Macerie da sotto le quali gli abitanti di Retrosi devono ancora recuperare pezzi della loro vita. Noi la notte del 24 agosto stavamo su questa casa qui che praticamente non c'è più, stanno solo le macerie. Io non ho trovato niente quella notte, neanche i vestiti, assolutamente niente. Questa è casa mia, diciamo. Ecco qui, dentro ci sono i ricordi di 3 generazioni, dal 24 agosto del 2016 e stiamo così, questo è quanto. Non è stato tolto nemmeno? Niente. Che effetto vi fa dopo quasi 2 anni vedere il vostro paese ancora così distrutto? Guardi, dovrebbe intervistare il cuore, le direbbe che è a pezzi.